Ben ritrovati amici di Matto Scacco, oggi ci vediamo un'altra partitona che ha dell'incredibile Magnus Carlsen contro Daniil Dubov. In questa partita spoilerò già che vedremo due possibilità di dare scacco matto mancato. Uno, il primo, da parte di Daniil Dubov ai danni di Carlsen, il secondo è Carlsen che perde la possibilità di dare scacco matto. Ovviamente siamo all'interno di Blitz, quindi c'è poco tempo per prendere decisioni, l'emotività prende il sopravvento sulla razionalità, quindi ci sta tutto questo. Partita veramente incredibile che adesso andiamo a vedere. Ma prima ti ricordo che siamo nella settimana del Black Friday, quindi se vuoi acquistare dei corsi di scacchi per migliorare il tuo gioco, è il momento dell'anno giusto per farlo. Vai su Matto Scacco e inserisci il codice sconto Black30 e riceverai tutti i corsi col 30% di sconto. Corsi sul medio gioco, aperture, finali, strategie, c'è di tutto, c'è di tutto. Ma partiamo e andiamo a vedere. E 4 di Carlsen e 5 e si va in quella che viene chiamata partita spagnola o Ruy Lopez, molto, molto famosa, un po' come la partita italiana dove l'Alfiere va in C4 perché viene utilizzata sia diciamo a livelli di noi comuni mortali sia ad altissimi livelli. Qui diciamo è tutta teoria, vado molto veloce perché in realtà c'è ben poco da spiegare, sono tutte mosse ultranaturali e sono tutti piani tipici che rispecchiano esattamente la posizione. Bene, H3, H6 e Torre 1. Qui mi fermo un attimino per dire due cose, ma diciamo si conosce abbastanza bene come bisognerebbe giocare. Allora, qui la struttura ormai è la struttura pedonale ormai è delineata, siamo all'interno di una posizione simmetrica. Il cavallo qui non farà nulla, massimo che può andare sarà in D5, ma in D5 ti vai a cambiare con l'altro cavallo, quindi capirai che guadagno. Quindi bisogna ricollocare questo cavallo e si è studiato dalla teoria che uno dei modi migliori per ricollocare questo cavallo è metterlo in G3, dove da G3 potrà prendere l'importantissima casa F5, dove l'unico modo che hai per toglierlo da F5 è darmi il tuo alfiere Campochiaro. Non si può giocare la spinta G6 perché dopo G6 cade H6, quindi il cavallo, l'obiettivo di questo cavallo C3 è di andare sicuramente in F5, così come questo cavallo potrà andare con lo stesso principio in F4, andarsi a insediare lì. Altri piani per il nero, per esempio questo alfiere del bianco è molto forte, inchioda il pedone F, quindi per esempio ciò significa che potrebbe arrivare anche a un cavallo in G6 con attacco doppio su alfiere e torre. Questo cavallo non potrebbe essere catturato perché c'è il pedone F inchiodato e quindi questo alfiere è un vero problema, motivo per cui nella gran parte dei casi il nero gioca alfiere 6 e se non erro nel corso della partita avviene proprio questa mossa proprio per eliminare questo forte alfiere. Quindi questi sono all'incirca i piani di gioco che hanno i giocatori, poi ovviamente la partita si decide. Ecco, una cosa molto importante, entrambi giocheranno per cercare poi prima o poi di fare una spinta centrale. Se il nero riesce a fare la spinta di 5 ha risolto tutti i suoi problemi. Mi sembra ovvio che al momento non può farla, però entrambi i giocatori cercheranno prima o poi di poter fare una spinta centrale, sempre se il giocatore lo permette. Arriva torre in E8, cavallo in E2 e inizia così la rimanovra da parte di questo cavallo. Alfiere in F8, l'alfiere in E7 era solo di intralcio a questa torre e quindi va in una posizione che sembra passiva ma in realtà fa anche un ruolo da difensore. Cavallo G3, finalmente il cavallo è arrivato nella sua posizione migliore, alfiere E6 come dicevamo, no? Per cambiare questo forte alfiere, C3, cambio. Ok, ora non è che è cambiata di molto la posizione perché ora al posto dell'alfiere c'è una regina che forse è anche addirittura peggio, però diciamo che erano mosse che andavano fatte. D5 e arriva la famosa spinta che dicevamo, e nei piani è tematico in questa apertura per il nero riuscire a fare la spinta D5 e in genere quando il nero riesce a fare D5 ha risolto un pochettino tutti i suoi problemi. Alfiere in E3, donna in D7, torre in A6. Qui Carlsen inizia subito una manovra offensiva, quindi le torri si possono raddoppiare sulla colonna A, possono andare in settima o possono rimanere in sesta traversa. Chi l'ha detto che le torri non possono dare fastidio anche in sesta traversa? Arriva un'ulteriore difesa sul cavallo C6 e arriva il raddoppio delle torri. B4 e ora Carlsen
gioca il pedone C4. Il motore consigliava di scendere con la torre in ottava, così dopo un ipotetico cambio il bianco aveva il controllo dell'ottava traversa. In partita Carlsen gioca C4, che permette al nero di chiudere la posizione e rendere un pochettino più difficile le manovre offensive da parte del bianco. Quindi ora è un pochettino difficile. Attenzione che ora iniziano un po' di pressioni, perché intanto c'è pressione su questo pedone, c'è pressione su questo cavallo, che però il cavallo è tenuto 2 volte, il pedone è tenuto 2 volte, quindi sembra che sia tutto sotto controllo la situazione, ma arriva donna 4 e come vedi già questo cavallo inizia a essere sotto pressione 2 volte e questo pedone inizia a essere sotto pressione 2 volte. Quindi tu mi dirai, ma che me ne frega a me della pressione, tanto questo cavallo è tenuto 2 volte e il pedone è tenuto 2 volte. Sì, ma non è che si guadagna un pezzo così dall'oggi al domani. Prima arriva la pressione e poi arriverà un momento in cui la pressione diventa insostenibile e poi si perde il pezzo. Questo è molto importante. Quindi non abbiate paura di attaccare un pezzo anche se questo è difeso, perché il gioco proprio degli scacchi a un certo punto è adescare i difensori da un'altra parte, farli andare cioè creare difficoltà in altri settori della scacchiera per distrarre i pezzi difensori da un'altra parte, quindi poi il principio è un po' della doppia debolezza, no? Di Capablanca, riuscire a attaccare su più lati affinché il difensore non riesca a difendere da tutte le parti, un po' come nelle partite di tennis che si cerca di tirare la pallina una volta a destra e poi una volta a sinistra affinché l'avversario non faccia in tempo ad arrivarci. Arriva pedone G6, mossa capibilissima per mettere KO il cavallo G3 e per creare anche un'ottima casa per questo alfiere. Il cavallo, non avendo più nulla da fare poiché G6 gli ha tappato ogni movimento, ora si va a rimanovrare verso B3. Cavallo H7, tutte le volte in cui un cavallo fa una mossa strana non è perché il cavallo vuole riposizionarsi, ma perché vuole lasciare spazio ad un pedone. Cavallo C1, F5 e per F5, G per F5 e adesso questa piccola maggioranza di pedoni sul centro inizia a essere importante per Dubov, che può progettare spinte anche di rottura in E4. Cavallo B3, rendendo più difficile questa spinta poiché questo pedone cadrebbe all'istante. Torre di 8 e adesso torre in E1. Secondo il motore di chess.com questa è una mossa mancata. Che cosa piaceva al motore? Una mossa come cavallo in A5, tripla pressione su questo cavallo. In caso di cattura, ovviamente qui bisogna riprendere la torre, cattura, il bianco avrebbe una posizione vincente, poiché il nero in qualche modo perderebbe con tutta probabilità un pedone. Quindi torre in E1 e arriva la spinta del pedone in E4. Qui Carlsen gioca alfiere F4, ovviamente all'idea di che se tu mi catturi il cavallo io ti catturo la torre e poi ti cade il cavallo, no? Perché il cavallo ora è difeso 2 volte. Il discorso della pressione che facevamo prima o poi, il problema è ci vuole veramente tanto fegato, perché ammesso che la partita vada come l'hai pianificata, un pedone che ti arriva in F3 che poi magari ti può catturare anche in G2, io avrei parecchia paura, però stiamo parlando del giocatore più forte vivente di scacchi, non ha paura. E la partita va così. Dubov accetta lo scambio, va proprio in questo modo, e a questo punto della partita arriva, diciamo, quello che è l'errore decisivo da parte di Carlsen, che gioca donna per C6. Donna per C6 permette a Dubov di vincere la partita. Si vede subito che c'è uno scacco, si vede subito che c'è un pedone molto vicino, tra l'altro anche alla promozione, si vede subito che il re bianco ha come unica casa di fuga H2. Vuoi vedere come si vince questa partita? Anzi, prova a mettere in pausa tu il video e dimmi come si vince questa partita. Ok, stiamo per dare la soluzione, vediamo se l'avevi vista. In partita viene giocato subito donna e uno scacco, ma la mossa vincente era torre in D6. Torre in D6
abbiamo due possibilità: o la donna se ne va, per esempio cattura F3, ma perdi tra virgolette una torre gratis, o, come cosa più scontata, il bianco cattura l'alfiere. Però adesso arriva donna E1 scacco, unica via di fuga. Alfiere D6 scacco, unica difesa per il re bianco. Donna per F2, unica mossa per il bianco, e donna in G2 scacco matto. Purtroppo questa bellissima combinazione sfugge a Dubov, che in preda all'euforia e con 7 secondi sull'orologio decide di giocare donna N1. Arriva re in H2, donna per F2. Ovviamente qui c'è la minaccia di matto in una, ma Carlsen dice io mi mangio il pedone in F3 e la minaccia di matto in una manca. In un momento della partita così concitato, Carlsen perde la possibilità di dare lui a sua volta scacco matto con donna in E6. Come donna in E6 da scacco matto? Sì, perché come vedi anche il re del nero non ha troppe possibilità. Se va, deve andare su una casella nera. Se va in G7 perde subito, ma proprio all'istante, perché deve mettere per forza solo davanti il cavallo e succede l'inferno. Mentre se va in H8 arriva comunque lo scacco d'alfiere, unica difesa, cattura, e qui come minimo arriva donna E7 con scacco. Ricordiamoci che il re non può andare avanti perché c'è la torre che controlla, quindi il re è costretto a riandare indietro. Mi mangio la torre con scacco, ora ti rifaccio scacco e ti riporto giù nell'angolino, e a questo punto la torre può scendere, ultima difesa, e arriva quello che è lo scacco matto da parte di Carlsen. Quindi è bellissimo vedere come anche in una posizione di questo tipo, dove il nero ha la possibilità di dare uno scacco matto in uno, qui anziché pensare alla difesa e stare tranquilli, con donna E6 si portava allo scacco matto. Incredibile. Il fatto sta che se il bianco non dava matto lo riceveva lui, quindi in una situazione di questo tipo con poco tempo sull'orologio forse noi tutti avremmo giocato donna per F3, che è la mossa di Carlsen. Vediamo ora la partita come va a finire. Quindi si arriva praticamente in quello che è in un finale, dove Carlsen si prende un bel po' di pedoncini. Quindi siamo in un finale pari a livello di pezzi, ma con un 4 contro 2 per Carlsen di pedoni. Ovviamente il pedone B4 di Dubov è un pedone molto pericoloso perché è molto vicino alla promozione. Vediamo come andrà a finire. Cade un altro pedone, ma non è un problema perché adesso almeno uno di questi pedoni credo che cadrà. Pedone B3, il pedone avanza ulteriormente, sembra che ora il pedone sia perso, in realtà arriva alfiere C1 che prende un tempo sul cavallo, arriva prima uno scacco intermedio, il cavallo si toglie e adesso questo pedone è ad un passo dalla promozione. Questo pedone fa parecchia paura, ma se lo andiamo ad analizzare in maniera fredda, è impossibile che il nero riesca a portare questo pedone a promozione finché c'è una torre sulla colonna B. È impossibile. Non appena questo alfiere si toglie, la torre non riuscirà mai a supportare la promozione. Quindi ci dovrebbe essere una sorta di torre 1, però poi appena questo alfiere si toglie cade. Quindi questo pedone fa molta paura, però se lo vedi proprio in modo razionale, in realtà finché c'è la torre qui, questo pedone non andrà mai a promozione. Motivo per cui ora Carlsen, che cerca di portare i suoi pedoni a promozione, noi sappiamo che Carlsen è il dio dei finali, quindi vedremo come con una serie di manovre molto raffinate riuscirà a portarsi a casa la partita. Qui cade qualche pedone, cavallo F7, questa è un po' la mossa da 10 lode. Ovviamente se il re ora va in C8 arriva direttamente questa con scacco e si perde un pezzo gratis, poi la torre ritorna qui a bada del pedone. Il re invece è costretto a scappare qui, ma questo permette questa manovra di catturare il cavallo. Quindi si scambiano i cavalli, Carlsen si ritrova con un pedone in più, ma ora arriva questa mossa con attacco doppio sul pedone e scacco di scoperta. Quindi Dubov perde purtroppo il suo forte e ultimo pedone e qui c'è poco da fare. Il bianco ha due pedoni, si può provare a giocare una difesa fino alla fine, ma
intanto il re nero viene tagliato fuori dal gioco e i due pedoni andranno a promozione. Ci vuole ovviamente un po' di maestria, ma noi sappiamo che non è un problema di Carlsen. Vediamo, questa torre l'unica cosa che ha da fare è dare scacchi da dietro al re, infiniti, ma il re si difende dietro al proprio pedone. Adesso arrivano le idee di scacchi laterali infiniti per dare sempre noia a questo re bianco. Scacco. Il re però si porta in ottava traversa, dove non teme né più né scacchi laterali né scacchi da dietro. Ora però bisogna capire come si porta a promozione questo pedone. Re in H6, anche re in H8, diciamo, era la stessa cosa. Il pedone arriva in settima traversa. Il re si porta in H7 per impedire al re bianco di uscire qui, ma nessun problema. Il re esce in E8 e alla prossima si va a promozione garantita. Bellissima lezione magistrale sui finali da parte di Carlsen. Come vedete, ragazzi, anche i migliori con così poco tempo commettono errori di questo tipo. Hanno mancato entrambi i giocatori uno scacco matto e come si dice anche nel gioco del calcio, gol sbagliato, gol subito. Bellissima partita, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, facciamolo crescere sempre di più, arriviamo a 200.000, voglio vedere 200.000 italiani iscritti a questo canale. Ragazzi, grazie, ci vediamo alla prossima, ciao.